dà un servizio di assistenza ai bagnanti nelle varie strutture, in questo caso del lago di Garda, oltre che altre strutture al di fuori. La nostra cooperativa si è specializzata nei servizi di sorveglianza e salvataggio bagnanti e opera in collaborazione con le maggiori strutture turistiche del lago di Garda. La cooperativa è composta da circa 87 dipendenti, soci lavoratori. Sono tutti bagnini, hanno tutti il brevetto per acque interne, quindi per piscine, hanno tutti il corso BLSD, quindi le tecniche di salvataggio di base con l'ausilio del defibrillatore e il primo soccorso aziendale. Alcuni di questi in più hanno l'estensione per le acque esterne, quindi per fiumi, laghi e mari, quindi possono prestare servizio anche sulle spiagge. Abbiamo una collaborazione importante, una partnership stretta con l'Associazione Nazionale di Salvamento, la sezione di Verona, con cui operiamo e facciamo tutti quanti i corsi di formazione per specializzare i bagnini. Ho scelto di fare la bagnina un po' per caso, ma poi si è trasformata in una passione. Ho fatto il corso nel 2016, quindi sono alla 7ª stagione quest'anno, 2023, e mi ha aperto tante strade, ho avuto modo di lavorare a contatto con la gente, vengo fuori da una scuola turistica, quindi sto praticando le lingue, sto praticando insomma tutto ciò che un po' una piccola parte di parte medica. Il lavoro di bagnino e salvataggio è veramente un lavoro complesso, specializzato e specifico che necessita di una profonda preparazione, ma soprattutto anche un retraining costante e continuo e aggiornamenti, quindi anche perché noi siamo abilitati al primo soccorso, quindi interveniamo dalla piccola escoriazione all'ematoma, all'epistassi, a tutto quello che può essere ad esempio anche il trauma, la frattura o anche in caso di annegamento o in caso addirittura, rarissimo però, di arresto cardiaco. Noi siamo abilitati anche all'utilizzo del defibrillatore. Il mercato è in espansione, c'è sempre più richiesta di bagnini, quindi molte strutture chiedono sempre ogni anno il bagnino. Quindi lo consiglierei, in primis per una questione di cultura personale e dopo in secondo luogo perché comunque è un lavoro che ti dà tanto sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista di crescita personale, ma anche dal punto di vista economico è una buona entrata. È un lavoro